Buongiorno a tutti ragazzi, quindi buon sabato. Quindi stanotte scossa di terremoto di magnitudo 3,3 è stata registrata dall'INGV alle ore 23:52 di ieri davanti alla costa sud-orientale della Sicilia, quindi al largo di Siracusa. Quindi questo secondo i rilevamenti dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, quindi INGV. Il sisma ha avuto ipocentro a 19 km di profondità, quindi non è stato avvertito dalla popolazione, anche perché sono andato a controllare ed era in mare, quindi in effetti era 80 km a sud della città siciliana. Difatti non si segnalano danni a persone o cose. Quindi poi sono andato a vedere, diciamo, sull'INGV, proprio questo me l'ha mandato il nostro amico Francesco stamattina su WhatsApp. Quindi in effetti 23:52, magnitudo 3,3, Mar Ionio meridionale, quindi in mare è avvenuto, quindi la scossa, quindi di fronte proprio Siracusa, quindi sì, di fronte proprio Siracusa, Apola, Pachino, quindi queste diciamo tre città. Quindi Siracusa la conoscete, però Apola e Pachino sono città che si affacciano sul mare, quindi chilometri dalla costa, va. Poi comunque ci sono state altre scosse, sempre nel Tirreno meridionale, già che ci troviamo, lo diciamo, quindi dopo la mezzanotte, quindi alle 00:40, una scossa di magnitudo 2,7 nel Tirreno meridionale. Quindi vediamo dove si trova, stavolta dall'altra parte, in effetti di fronte Palermo, quindi Palermo e Trapani. Poi ancora prima alle 19:29 sempre Tirreno meridionale, voglio vedere sempre la posizione qual è, un'altra volta tra Trapani e Palermo, poi un'altra volta Tirreno meridionale 2,2, 19:15, sempre la stessa parte. Quindi diciamo ci stanno un sacco di scosse nel Tirreno meridionale, ragazzi, e anche una sola scossa con quella che ho detto inizialmente nel Mar Ionio dall'altra parte, quindi costa ionica crotonese, Tirreno meridionale, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 scosse, ragazzi, nell'arco di poche ore, quindi diciamo 7 scosse a mare nell'arco di pochissime ore, quindi Tirreno meridionale, costa ionica crotonese e Mar Ionio, che sarebbe la di 3,3. Quindi queste sono le ultime scosse registrate dall'INGV. Poi c'è stata uno di 2,2 a San Casciano, quindi Siracusa, poi a Crotone, magnitudo 2,1, e poi comunque sono queste qui le scosse in effetti, ragazzi, quindi nel mare a finale, quindi però purtroppo, no purtroppo, fortunatamente non ci sono conseguenze di nessun genere, quindi solamente un po' di preoccupazione perché, ripeto, sono 7 scosse, 2,7, 3,3, 2,4, 2,2, tutte quante che stanno in mare, quindi un po' a volte mi fa paura, diciamo la verità, anche perché sappiamo tutti che se arriva una scossa forte può causare uno tsunami su una costa, quindi in Sicilia, in Campania, in Calabria, quindi diciamo che non è che sia migliore di un terremoto che avviene in terraferma. Se parte uno tsunami pure fa un sacco di guai, quindi speriamo che si limitano a queste, diciamo, magnitude qui 2,3, già 3,3, però la profondità 19 km, quindi non poteva mai succedere, però che ne so, se era di tipo 6, 19 km, allora ci poteva pure stare, però meglio no. I guai già sono troppi, quindi già basta quello che abbiamo. Vabbè, ragazzi, vi auguro un buon sabato, quindi cucinate,
Grazie Antonio, altrettanto, quindi oggi tutti quanti già so che state cucinando, chi sta facendo un casatiello, chi sta facendo una pastiera di grano, quindi sicuramente perciò ci stanno poche persone. Sì, sì, Anto, quindi tutti quanti ora sono concentrati sul da farsi, quindi vi auguro un buon sabato santo, ragazzi, a tutti quanti. Mi raccomando, non vi scassate anche perché non possiamo digerire. Quindi vi auguro buona continuazione, buona giornata a tutti. Ci sentiamo più tardi per altri video. Quindi adesso tutti impegnati, chi a fare la spesa, chi cucina, quindi è normalissimo, quindi che ci sono poche persone in linea, quindi lo vedrete dopo questo video. Vi auguro un buon sabato, ci sentiamo dopo. Ciao Antonio, ciao a tutti.